Ciao Ron, diamo un'occhiata alla tua partita. Allora, abbiamo un gambetto di donna rifiutato con E6, molto solido per il nero. Lui gioca E3. Diciamo che E3 è sempre possibile, naturalmente. In genere il bianco preferisce uscire con l'alfiere. Questa è una variante molto, molto giocata in tutte le sue forme. C'è anche chi preferisce tenere l'alfiere dentro. Diciamo che questa scelta di tenere l'alfiere dentro in genere può essere interessante magari contro una semislava, quindi contro E6 C6, allora può avere molto senso giocarla con E3 sicuramente. Se poi c'è l'alfiere fuori in F5 ancora meglio, però diciamo che giocarla così molto presto, senza neanche che tu abbia giocato C6, che infatti poi te non hai giocato giustamente, non mi sembra ottimale per il bianco. Ora, giustamente tu sviluppi il cavallo in F6 e qui, appunto, naturalmente spesso è il bianco che fa il gioco, quindi il nero non è abituato ad attaccare, andarsi a cercare l'iniziativa, però dato che lui tiene l'alfiere dentro, sta giocando in un modo molto pacato, tu potresti benissimo cercare di aggredirlo al centro, per cui non c'è nulla di sbagliato se tu ti butti avanti con una mossa come C5, che non è l'unica, naturalmente, però anche il fiere di 6 va benissimo, assolutamente, però ecco un'idea sicuramente che avresti potuto avere. Poi se tu preferisci giocarla con alfiere di 6 va ugualmente bene. Unica cosa da stare attenti, nel momento in cui lui ti va a giocare C5, ogni volta che lui ti gioca C5, tu devi prendere dei provvedimenti, perché se tu gli fai giocare C5 senza prendere dei provvedimenti, a lungo andare lui poi ti andrà a schiacciare sul lato di donna. Quindi quando c'è questa struttura pedonale, quindi pedone in D5, pedone in C4, pedone in E6, questi tre pedoni messi così, e si suppone anche un pedone in D4, quindi questi quattro pedoni impostati così, non appena il bianco gioca C5, il tuo obiettivo dovrebbe diventare di giocare E5. Perché E5 ora la puoi fare perché non c'è più la pressione su D5 che teneva attaccato il tuo pedone E al pedone D. E poi giocando E5 tu gli indeboli C5 nel momento in cui lui ti va a mangiare i pedoni in E5. Ora in questo caso è difficile farlo perché non puoi controllare E5. Tu ci hai provato con cavallo C6, però ti sei accorto che non è stato sufficiente perché tu dovresti giocare cavallo C6 come hai fatto te, poi questo cavallo 3 non si capisce bene, e poi dovresti giocare cavallo D7, che già se vedi per esempio non è un piano sbagliato, perché già questo ha molto senso, cercare di andare a giocare E5, quindi già questo è un piano che ha molto senso. Un altro piano, quindi se tu riesci a giocare E5 bene, se non riesci a giocare E5, oppure ritieni che sia meglio non farlo, l'altro piano è quello di andare a giocare sul lato di donna. Questo funziona bene se lui non è sviluppato, specialmente sul lato di donna, ma in questo caso neanche sul lato di re. Perché se lui riesce a giocare velocemente B4, alfiere B2 e A3 è a posto, perché non c'è mossa che lo possa scalfire. Sia che tu vada a mangiare il B4, sia che tu vada a mangiare il C5, lui ha tutto difeso. Ma adesso lui non ha tutto difeso. Dopo alfiere di 3, tu avresti benissimo potuto andare a giocare B6 e dopo B4 A5 e qui lui non ha il tempo di fare A3 perché se tu gli mangi lui non può rimangiarti perché perde la torre, quindi per questo che alfiere di 3 non mi convince, sarebbe stato meglio B4 assolutamente, così su B6 alfiere B2 e qua sarebbe stato tutto difeso dopo A5 A3, non che sia tutto a posto per il bianco assolutamente, però quantomeno ha molto più senso. Come l'ha giocata lui ti dà la possibilità sia di fare questo piano come hai fatto te con E5, però sarebbe stata necessaria cavallo di 7 che non è semplice da giocare, perché è una mossa che va contro, diciamolo, anche i principi dell'apertura. Però eh, ogni posizione del resto richiede un gioco particolare. Comunque te l'hai gestita molto bene, nel senso che cavallo C6 controlla il 5, A6 impedisce cavallo B5, per cui anche se non hai giocato subito B6, tutto sommato stai giocando molto tranquillamente, molto bene. Ora, hai preso l'alfiere in D3, naturalmente questa è una scelta strategica, ora naturalmente la tua idea non è più quella di andare a giocare E5, perché non hai più il cavallo che controllava E5, però comunque hai fatto bene a prendergli l'alfiere perché questo intanto l'hai fatto. Ora, dato che non puoi più giocare ai 5, come ti ho detto prima, l'idea dovrebbe essere quella di andare a giocare sul lato di donna, quindi cercare ancora una volta di aggredire questa struttura, perché questa struttura sembra forte ma non lo è assolutamente aggredibile molto facilmente. Ora, tu hai giocato cavallo e 4 F5, cavallo e 4 ha molto senso sicuramente per guadagnare spazio,
però F5 ha il problema di indebolire E5. Come ti ho detto prima, E5 è una casa che tu devi controllare, perché nel momento in cui lui gioca C5, la casa debole diventa questa. Se tu gli dai il controllo totale di questa casa, che lui infatti ha occupato, a questo punto diventa molto difficile per te andare poi, a meno che tu non possa giocare B6 a 5, che già per esempio adesso non puoi più fare, perché lui ti entra in C6, quindi c'è anche questo problema. Però se tu già non riesci a giocare appunto B6 a 5 e non riesci neanche a giocare A5, tu non hai proprio più controgioco, quindi devi stare molto attento con questo, perché al momento è tutto sotto controllo, ma devi essere comunque preciso. Già qua non è più semplice da giocare la posizione. Vedo appunto, a parte F3 che è stato un errore tattico da parte del bianco, però ecco, se lui per esempio avesse giocato una mossa come B4, già qui secondo me sarebbe difficile da giocare da nero a questa posizione, perché non è chiarissimo quello che tu devi andare a fare. Ci sono dei piani naturalmente, probabilmente dovresti cercare un attimo di giocare sul lato di riattivare l'alfiere, perché il problema di questa struttura fondamentalmente è l'alfiere, campo chiaro, che come vedi rimane l'alfiere cattivo, però sicuramente sarebbe stato più difficile da impostare come gioco. Dopo F3 naturalmente è molto più semplice perché guadagni C5, quindi a questo punto non hai più tutti i problemi di cui abbiamo parlato prima. Sei tornato in D7, F4, A5, ecco, ora hai fatto A5, però il problema è che tendenzialmente va bene avere una struttura di questo genere, D5 a C7, B6 a 5, cioè 3 pedoni e poi il quarto in questo modo. Ma appunto è importante sempre capire che ogni situazione è diversa, non è che perché questa struttura è tendenzialmente buona, allora è sempre buona, perché qua per esempio lui può giocarti B5 e con un pedone lui ti sta bloccando tutto, perché tu non puoi più svilupparti ora sul lato di donna. Il centro è totalmente bloccato, il lato di re non so cosa ci puoi fare, per cui devi stare anche qua molto attento, perché se tu gli dai troppo spazio, poi tu non riesci più ad uscire, e se non riesci più ad uscire è un problema, perché qui per esempio tu puoi uscire, puoi giocare C5, buttare avanti i pezzi, ma altrimenti non riesci, quindi devi stare molto, molto attento al riguardo. Il tuo avversario ti ha permesso invece appunto di uscire con l'alfiere, quindi questo problema non si è posto. Cavallo per C5, qui potevi decidere se mangiare di cavallo o di pedone. Di pedone sembra un pochino più naturale, perché ti avvicini al centro, guadagni spazio, però questa è un po' una scelta anche di stile, se uno preferisce giocare con i pezzi o con i pedoni. Per cui in questo caso tu potresti anche dire io voglio giocare con i pezzi, va assolutamente bene come scelta. L'importante appunto è avere sempre un'idea chiara di quello che si sta facendo. Io ho giocato torre C4, ricordo in genere che tendenzialmente le torri amano la seconda o la prima traversa, o settima, ottava se sei da bianco. Quindi è vero che torre C4 sembra allettante perché attacchi la donna, però la verità è che oltre ad attaccare la donna, la torre in C4 non fa niente, quindi chiediti anche sempre, prima di fare una mossa, se quella mossa che stai facendo, oltre ad attaccare in questo caso la donna, quindi oltre alla minaccia della mossa proprio che viene dopo, se c'è un'idea strategica che ti può aiutare. Tendenzialmente l'idea sarebbe quella di andare a giocare preferibilmente le mosse che ti aiutano nel lungo termine, e se è una mossa forzante tanto meglio. Poi naturalmente ci sono posizioni che richiedono solo mosse forzanti e posizioni che non ne richiedono affatto. In questa posizione tu te la potevi anche permettere di giocare una mossa come torre C4 perché stai molto bene, è una posizione chiusa. Però tendenzialmente ricorda che la torre sta meglio in C2, quindi sarebbe stato meglio mettercela subito. Ora dovresti preparare con donna C7 per poi andare a giocare torre C2. Cavallo D2, quindi cavallo per D2, donna per D2, donna C7 è arrivata, alfiere a 3, torre C2, donna D1, torre C8, hai triplicato sulla C, che va benissimo, donna C6, donna E1, D4. Ecco, naturalmente a un certo punto deve arrivare eh, il, il punto in cui apri la posizione, quindi questa struttura, che è una specie di Stonewall, manca soltanto il pedone in C6, è molto interessante perché è una struttura che sembra solida, ma poi quando serve i pedoni possono sempre saltare avanti, puoi sempre buttarli addosso all'avversario. Questo non è un esempio perfetto. Tu butti il pedone addosso in D4, ti si apre la diagonale, in questo caso perché non c'era neanche il pedone in C6, quindi era ancora più comodo, puoi andare a dare matto.
Donna G3, torre C1, torre per C1, donna per C1. Qua naturalmente sta per arrivare il matto, che appunto è arrivato, quindi complimenti per la vittoria. Un saluto.